Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti cari amici, belli e bellissimi. Volevo dire, voi però non lo dico, non ve lo dico più da niente. Sentite, Buona oggi è la colazione. nostra prima live special, perché d'ora in avanti nei migliori gruppi Facebook e anche sui canali pregiati di Hildegard, soprattutto di Marietta Veneziano, voi dovete sapere che lei ha già qualcosa come 2700 iscritti sul tubo, 2700 persone che non sanno cosa rischiano, però dalla mia parte invece abbiamo solamente 1350 anime, però stanno crescendo, sono anime decise. Oggi avremo molta carne nel fuoco, tra cui, attenzione, la gente che magari vi contatta e poi vi dice voglio fare un rituale, voi dite di no perché magari il prezzo è importante, e a un certo punto incomincia a, come si suol dire, non dico minacciare, perché non volevo dirlo, però ho pensato, minacciano maledizioni. Maledizione, maledizione. E quindi oggi, scusa, Topolotto, puoi mettere pure sotto, già che siamo in diretta, sotto il bannerino tipo consulti, che facciamo i consulti. Lo devo scrivere, ma sì, no, no, perché la telepatia, siamo bravi, ma telepaticamente è ancora un po' scarsi. Quindi, il primo tema caldo di questa mattina è appunto di stare attenti a farvi contattare nei vari social, perché sono lì come vampiri, peggio di noi, no? Proprio una cosa, le cose proprio terribili, che vi promettono mare mondi, poi vi fate fare l'offerta chiaramente è un po' fuori, perché magari hanno gli affitti da pagare, la signorina da pagare il ROI, su quelle cosine lì, no? E chi li paga? Li paga quello che magari è malato di cuore per il, come si suol dire, la persona amata che l'ha lasciato. Esatto, volevo dire questa cosa, però lasciamo dire. Comunque, moneta della favola, succedono casi del genere, sono sempre successi e sempre succederanno, però nei social ci sono questi pseudo, non maghi, pseudo venditori. Una volta si vendevano le padelle, oggigiorno si vendono i rituali. Allora, ma la cosa triste è che dopo voi magari vi fate contattare, magari anche in WhatsApp, no, dico un nome per fare la concorrenza, e cosa succede? Succede che poi magari voi dite no, guarda, ci ho ripensato, ho contattato altri, i migliori, cioè voglio dire, non diciamo il nome e cognome, Marietta Veneziano e cosa è successo? Ci siamo resi conto che il tuo prezzo è fuori. Ma che hai messo in questo caffè là? Perché? No, strapato. Il push, ho sbagliato push stamattina, no. E allora cosa succede? Succede che appunto, come si suol dire, poi passano le minacce, ti mando maledizioni, fatture, se non paghi resta sì. Farò in modo che non sarai mai più felice. Esatto, quelle cose lì, sapete, quelle cose lì da mercato, se per Albania lo devi scrivere. Lo scrivi tu. Ah, ok. Allora, dov'è che si aggiunge qua sotto? Perché siamo in diretta, questa è una live vera, se avete consigli... Abbiamo fatti scappare, ne è rimasto uno. Ammazzi, cos'è che devo scrivere? Non lo so, dei consulti avevi detto. Ma non potevamo farlo in un altro momento. Sì, lo facciamo un'altra volta. Comunque, questo è perché è una live, noi non facciamo le cose surrogate, quelle cose che poi dopo si copia in cosa. Allora, ecco, l'importante è che, lo ripeto sempre, quando entrate nei gruppi social di qualsiasi tipo, che siano TikTok, che anche avete visto che l'ha fatto chiudere o lo farà chiudere anche Trump, che lui si è accorto che TikTok lo vuole far chiudere, quindi capite che anche lui che è... Noi invece nel nostro piccolo vi diciamo quando entrate nei social state attenti a chiedere a Pinco Pallino, che magari sembra lì con delle foto che spera, che parla o cerca di portarvi al sé supremo, no? Che invece vi vuol portare sul PayPal, no? Giusto? Una cosa del genere, no? Magari neanche PayPal. Non neanche PayPal o roba mia, magari busta raccomandata. Dovete stare attenti perché poi quando queste persone gli dite no, guarda il prezzo è un po' troppo alto, vi ricontattano e mi è già successo più di una volta e di sentire nostre persone, i nostri cari amici che sono iscritti ai social di Hildegard, ma soprattutto di Marietta Veneziano, lo ripeto, che si sentono quasi minacciati, giusto? Direi che è una parola giusta. No, togli il quasi. Ecco, vengono proprio minacciati. Vengono minacciati, ma di che cosa, scusa? Allora, io ho avuto 2 casi così, però da 2 esoteristi diversi, dunque non significa che è prassi comune. Non io, persone che si sono rivolte a me e che hanno avuto questa esperienza di aver contattato un esoterista
magari hanno fatto anche un consulto, oppure hanno parlato, hanno raccontato la loro storia, poi non tutti lavorano nella stessa maniera, dunque c'è chi il consulto se lo fa pagare per il tempo che impiega, c'è chi il consulto non lo fa pagare pensando di fare un lavoro. Esatto. Non importa, queste sono scelte di ciascun operatore, ma a stringere, cosa succede? Che vado a stringere. Inizia con le filippiche. Succede che tornate dopo che avete messo il bollito. Una volta che gli esoteristi vi agganciano, non tutti, perché poi ci sono anche quelli seri, ovviamente hanno fatto la bocca su un qualcosa, no? Sull'idea di farvi fare un rito o qualcosa. Dunque vi prospettano tutto il lavoro e poi vi fanno finta di farvi scegliere, di darvi un tempo per pensare, eccetera. In realtà perché pensano che comunque accetterete. Ma nei due casi che sono capitati a persone che seguo io, queste persone poi si sono rifiutate di farlo per le loro ragioni e sono state in seguito minacciate di venire maledette in qualche modo, di non aver più da quel momento in poi la felicità o niente di che gioire, eccetera. Allora, se già una persona è vulnerabile perché si rivolge a un esoterista, chiaramente noi lo diciamo sempre, giocate d'anticipo, predisponete le cose prima, non chiudete la stalla dopo che le mucche sono scappate. Cioè, bella questa, però l'ho sentita da uno bravo. Allora, ovviamente un conto è fare ritualistica propiziatoria e un conto è salvare l'insalvabile oppure arrivare quando le situazioni sono disastrate. Perché? Dov'è la differenza? Innanzitutto sulla difficoltà dell'operatore, ma nella vostra percezione della vita. Dunque siete voi che siete con la cioccolata fino qua e sguazzate e dunque soffrite. Nel momento in cui soffrite poi siete esposti a questo genere di ripercussioni. Vale a dire che se state bene, una persona vi dice ma io ti maledico e tutto, fa una scrollata di spalle e via, cioè non gli date neanche conto. Ma se siete già che sguazzate in questo mare di cioccolata con la sensazione di affogare, dunque siete già psicologicamente la cioccolata, no, giusto perché l'ispirazione e siete già con la sensazione di affogare, non state bene, avete già affanno di cuore, tristezza, vi sembra che la vita sia impossibile perché avete accumulato una serie di cose, vi ci manca la minaccia di una maledizione. Sì. È chiaro che quello psicologicamente fa leva e molti magari si trovano a fare un lavoro che non intendono fare o che non vorrebbero più fare perché non sentono affinità con l'esoterista per timore di una ripercussione. Allora, vi faccio due premesse, due ragionamenti. Il primo è che se non avete fiducia dell'operatore, anche i risultati lasceranno il tempo che trovano, dunque non sarà un'esperienza piacevole. La seconda cosa è, ma voi pensate veramente che una persona che ha già perso un'occasione di lavoro si metta a sprecare anche tempo per farvi una maledizione? Ma dovete essere proprio... Anche perché ci vogliono le competenze. Ci vogliono le competenze. Le capacità, il tempo. Ci vuole il tempo, ci vuole l'energia. Cioè se trovate una persona seria, non gliene importerà se fate o meno il lavoro. Tra l'altro una persona seria non vi farà un lavoro... Io non voglio dire, ci sono anche persone serie che credono veramente che se vi fanno il legamento, cioè io non voglio entrare in discussione sul personale sentire degli operatori, questo non mi riguarda. Io sì. No, a me non interessa. Poi ognuno va e sceglie quello che è in risonanza con la persona. Sì. Dunque, se la persona
ha un caos mentale, cos'altro può attirare se non altri problemi? È chiaro, ma se una persona è chiara, determinata e tutto, sicuramente troverà un operatore affidabile e serio. Dunque questo di base io non mi preoccupo, perché penso sempre che arriverà chi deve arrivare e io aiuterò chi è destinato a essere aiutato da me. Diciamo che io la vivo così. In seconda analisi è chiaro che se non volete fare un lavoro perché non siete sicuri, io non ci perderei tempo né insistere né niente, non mi interessa, perché io non lavoro per forzare delle situazioni. Se casomai doveste rivolgervi a me o a Marietto, in alcuni casi probabilmente faremo determinati lavori. Se si vede la necessità. Ecco, ma in altri propizieremo. Perché magari voi vi fissate su una persona o che una cosa deve andare come dite voi e poi non è il vostro massimo bene. Magari poi si scopre che, come dice il vecchio adagio, ogni impedimento è giovamento, magari aveva ragione la vostra vita. Brava, brava. Ok, detto questo, cosa hai messo qua? Beh, per stringere, no? Perché lei all'inizio, sapete, mi dice con le femmine. Io ho detto tutto quello che dovevo dire. Cioè, praticamente, se andate in un social e vi fate pescare da uno che vuole pagare l'affitto, e voi magari con tutto il cuore gli spiegate il vostro problema perché pensate che abbia le qualità, e poi dopo fate retromarcia perché vi rendete conto che quella persona in effetti un pochettino traballanti, traballa un po' le gambette, e alcune volte di questi, non tutti, ma una fetta incomincia a minacciarvi su WhatsApp, sui social dove voi non dovete preoccuparvi di quelli, perché quelli lì chiaramente sono persone... Anche la Vanna Marchi faceva così. No, non facciamo nomi e cognomi della Vanna Marchi, noi non facciamo nomi e cognomi. Comunque c'è stato un caso pilota. Se tu li chiamavi e poi dopo ti tiravi chi era dietro. La Vanna Marchi? Non so chi era. Non te la ricordi? Con la figlia Stefania e il mago, quel mago brasiliano. Ecco, sì, comunque io non facciamo nomi e cognomi qui. No, io non ho detto neanche lei. Io non sto dicendo niente che non sia di pubblico dominio. Esatto. Comunque, però, ecco, diciamo che questo caso pilota ha fatto in un certo senso nascere nuovi personaggi di questo stile. Esatto. E ve lo diciamo proprio perché ci contatta gente un po' non dico disperata, però insomma gente che è un po' impaurita di questi soggetti, perché magari buttano l'ossicino perché avete problemi di cuore, non che dovete andare al cardiologo, ma voglio dire problemi di cuore sentimentali, chiaramente, no? E quando parlo io scendo, non scappano tutti. Comunque, Paola, non dovete preoccuparvi, anche perché sapete che nel sito del capitano.altavista.org, dove sono stati scaricati più di 150.000 ebook, di cui però non ho mai nominato, ma c'è una sezione della mia concorrenza, cioè lei, che ha più di 6-7.000, anzi 8.000 ebook scaricati gratuitamente e specifici sulla magia. Quindi c'è anche la nostra Illegale che dà una mano, forse anche di più di 8.000 ebook gratuiti sulla magia. Quindi non dovete preoccuparvi di questi soggetti, li bloccate e andranno a cercare la prossima vittima, è più una cosa del genere. Esatto, volevo dirvi di stare tranquilli perché in nessun caso un esoterista che abbia veramente del lavoro e delle qualità si mette a perdere tempo né a minacciarvi di morire. Ma figurarvi, queste cose qui sono chiaro che una Capite persona... che nel momento in cui accade dovete già qualificare l'operatore. Se ci riesce è un mago, quindi per forza di cose non può riuscire. Ma anche solo... Sì, ma anche dirlo, no? Cioè, voglio dire... No, lo dico perché ci sono persone che ci contattano. Purtroppo capitano più di quello che pensiamo. Allora, danno leva sulle vostre debolezze in quel momento, perché magari fra una settimana vi contatta la stessa cosa, voi siete forti e lo mandate a stendere. Non vi impressiona, però nel momento in cui vi rivolgete a loro, voi sappiate che date le specifiche di dove siete deboli. Dunque... Esatto, sì. Fate attenzione, perché è pieno di gente strana. Ma noi abbiamo trovato il cerotto che chiuderà la diga. E abbiamo fatto dei circuiti gratuiti
Se poi qualcuno segue il Marietto, ho visto che negli ultimi tempi il Marietto ha sfornato con il Hildegard insieme, perché noi lavoriamo sempre in concerto. Io ci metto la firma, ma lei ci mette le idee, perché sono tutte idee sue. Oh. Ci metto la firma per l'ego deve salire sul trampolino per dire, beh, se li prende qualche donato, poi li fa vedere, almeno che c'è il Marietto. Ma tutti sanno che se c'è il Marietto dietro c'è la Hildegard, invece se c'è davanti l'Hildegard il Marietto c'è anche. No? Allora, adesso, in questi giorni futuri, visto che questa è la prima live special doppietta, no? vale doppio, in questi tempi spiegheremo questi circuiti, però prima vorrei vi far vedere un circuito proprio anche per questi casi in cui le persone magari si sentono minacciate da certi social e allora qui bisogna intervenire a gamba tesa. E il primo che abbiamo fatto insieme, cioè uno dei più potenti e gettonati che abbiamo fatto insieme, Hildegard e Marietto Veneziano. L'idea è stata di Hildegard, ma la manovalanza, il manovale sì, che è salito non saprei con la cazzuola, ma è questo qui. Ve lo faccio vedere. Questo qui è liberamente scaricabile nel sito capitano.intervista e nei migliori social, gruppi social. Sì, ma hai dato l'indirizzo a metà. Il capitano.intervista.org, perché se no non lo trovo. Allora, questo qui puoi spiegare un po' tu, Hilde, che l'hai progettato tu. Cioè, praticamente la testa è la sua. Allora, cosa ho pensato? Uno dei compiti che abbiamo... Scusate, bevo la cioccolato. Allora, uno dei compiti che abbiamo in questa incarnazione sicuramente è quello di trovare l'equilibrio. L'equilibrio parte dal concetto che dobbiamo correggere tutte le polarità della nostra personalità e anche, non da meno, anche quello di trovare appunto un punto dove tutte le forze astrali che comunque si insinuano nella nostra vita, che la governano, perché sono più forti di quello che pensiamo, siano in equilibrio. Perché cosa succede? La disarmonia di queste forze astrali crea le nostre prove o comunque le situazioni difficili. Questo è chiaro nell'astrologia, ma dobbiamo anche valutare da un punto di vista, come dire, simbolico. Allora, perché è nato quel circuito? Praticamente, se facciamo caso, sappiamo che i segni zodiacali sono 12. Ora vi dico, a livello simbolico, il numero 12 è un numero molto importante perché è vero che è un numero di 2 cifre riconducibile e riducibile al 3, ma è anche vero che è un numero che parla di un ciclo completo, cioè avviene una forma di compimento. Il compimento non è possibile da un piano umano al numero 3, perché al numero 3 si fermano le cose già, come dire, prestabilite, preordinate, cioè tutto ciò che è stato creato già precedentemente dal creatore. Dunque il 3 è un qualcosa di definito. In effetti il 3 è associato al dominatore planetario Saturno. Perché è così importante e dov'è questa similitudine? Nel fatto che Saturno è il guardiano della soglia e dunque è quello che, come dire, fa da spartiacque fra il mondo materiale e i regni spirituali. Dunque, ogni volta che per esempio in un rituale oppure in un momento in cui vogliamo manifestare qualcosa, vogliamo avere successo, dobbiamo ricordarci che il 3 è un numero importante. Scusa Hilde, ma è per questo che fanno il saluto così col 3? Sì, a volte sì. Ah, avete capito perché lo fanno? L'ho scoperto adesso, così. Che è un simbolo di manifestazione. Dunque cosa succede? Quando volete realizzare qualcosa, allora magari potete mettere 3 candele a triangolo col vertice verso l'alto, oppure se fate, che ne so, anche un circuito a 3 cerchi, riconoscete il triplo decagono, c'è comunque sempre un significato
da tenere in considerazione di questa natura col 3. Però perché l'essere umano non può realizzarsi nel 3? Perché non è fatto e finito, ma è un progredire, perché noi progrediamo insieme con il progresso di Dio stesso, cioè noi siamo il suo progetto in divenire. Dunque non possiamo essere assoggettati al 3. Il 3 è il simbolo della perfezione che portiamo al nostro interno. Allora dove si conclude il ciclo umano manifestato? Si conclude al 12, perché il 12 supera il 9, che è il compimento. Pensate, il 9 è anche il numero simbolico dei mesi di gestazione prima della nascita, e noi diciamo spesso che per un rituale completo sono necessarie 9 ripetizioni. Lo dico io. 9 lunazioni, e c'è da attendere anche almeno 9 mesi per vedere dei risultati, perché è così che funziona sul piano vibratorio umano. Dunque i risultati immediati sono veramente una botta di chiull. Traduzione, sì. un colpo fortunato, io la dico in modo elegante, alla Marietto, la dico lei invece sul terreno, visto che parliamo del 3, terra a terra. Cioè, finora ho fatto tutte queste discorsi eleganti. Sì, ha fatto una filipica elegante e poi ci mette la... no, ma perché voglio che sappiano che sono umana anch'io. È umana, vi assicuro, garantisco io, è umana. Allora, cosa succede dunque? Se il compimento umano avviene almeno al numero 9, si compie un ciclo, infatti il 9 anche a livello di numerologia ha un valore importante. Faccio una breve parentesi. Ciascuno di noi, in base alla propria data di nascita, può ricondursi a un numero. Allora, nel senso che si fa la riduzione, ovviamente la numerologia è molto più complessa di così, e esistono molte altre sottoletture che possono essere fatte solo quel giorno, il giorno e il mese, solo l'anno, tutte le cifre insieme, insomma, anche trasformare le lettere del nostro nome in cifre, insomma, può essere molto complessa e molto affascinante. Però andando a quella più immediata si fa la riduzione, cioè la somma di tutte le cifre che compongono la data di nascita, e si arriva a un numero. Ovviamente un numero che, sommandole tutte, sarà di più cifre, ma riducendo, perché si riduce a una cifra, riducendo arriveremo a un numero. È chiaro che se per esempio una persona gli si riduce a 1, perché la somma magari dei suoi numeri da 10, può succedere, da 10 si riduce a 1, perché 1 più 0 fa 1. Dunque, quella persona che nasce nella vibrazione dell'1 ha un nuovo inizio, dunque ha concluso un ciclo precedente e la sua anima è un nuovo inizio. Non sta dicendo che sta per morire, no, sta dicendo che è un nuovo inizio, un nuovo ciclo, esatto. Un nuovo ciclo come se avesse concluso un apprendimento alla conclusione della vita precedente, perché sicuramente sarebbe stato un 9, e poi dunque sta cominciando un nuovo percorso, un nuovo sentiero. Questo è un po' il valore dell'1, e in questo si racchiude anche un carattere intraprendente, iniziatore, un grande leader, eccetera. Dunque abbiamo dei significati molto profondi. Torniamo sempre a quel discorso, perché poi mi perdo, arriveremo. Scusate, siamo partiti da questo circuito, questo circuito radionico che trovate nel sito Capitano. Abbiate fede, ci arriviamo. No, allora... E che siamo solamente ai numeri, figuriamoci dopo. Allora, no. Dunque, il 2 porterà per esempio l'esperienza dell'incontro con l'anima gemella, oppure il fatto di doversi confrontare con le polarità, con esperienze appunto di contrasto, eccetera. Dunque il 3, il 4, il 5, il 9 va a chiudere, come ho detto. Dunque il 9 sarebbe l'ultimo numero di influenza per quello che riguarda la numerologia sulle persone, sull'essere umano. Ma il perfezionamento che avviene col numero 3 è possibile solo nel 12, perché come dicevo prima, il 3 da un punto di vista
numerologico influenza su tutto ciò che è già creato e costituito. Noi siamo un progredire, un divenire, perché siamo il microcosmo che riflette il macrocosmo. Dunque il 12 per noi è fondamentale. Non per niente, vediamo qua, le costellazioni sono 12, i segni zodiacali sono 12, gli apostoli erano 12. E noi siamo 2. Gli apostoli erano 12 e c'era il Cristo 13. Il Cristo è come la somma della perfezione che avviene nel 12. Esatto. Dunque, cosa ho pensato? Dal momento che sono anche un'astrologa, lei è? E che spesso mi capita di valutare attraverso le date di nascita certi irretimenti, certe lacune, certe ripetizioni, certi eccessi, ho pensato che un aiuto potesse provenire dalla radionica, e dalla radionica per riequilibrare queste forze. Dunque, cosa succede? Ci sono persone che alla loro nascita non riesco a metterlo dritto. Ci sono persone che alla loro nascita non ricevono un influsso di tutti i dominatori planetari o di tutte le costellazioni. Talvolta ricevono magari un doppio influsso di uno e zero di un altro. E questo può portare delle problematiche che si manifestano anche a livello personale, non solo di esperienze, ma anche di lacune caratteriali, perché è come se quella persona mancasse di alcuni colori, che sono poi colori associati ai dominatori planetari. Sappiamo in magia che ogni giorno è associato a un colore, ogni dominatore planetario è associato a un colore. Dunque anche la vibrazione del colore, come la vibrazione dei numeri, sono un dono che noi riceviamo e che fanno parte di questo piano di esperienze. Dunque, con questo circuito ci premuniamo di armonizzare questi influssi. Come funziona questo circuito? Marietto, spiegalo tu. Allora, semplicissimo, no, come si usa? Prima di tutto può essere stampato in bianco e in nero. In teoria potreste anche, prendere il circuito, un PDF, un JPG e metterci sopra. L'ideale sarebbe la vostra fotografia di quando eravate piccolini, perché più siete piccolini, più in eterico non esiste il tempo, quindi va a prendere in quel momento che praticamente... Esatto, lavora retroattivamente rispetto al Certo, e vi protegge anche durante tutto il cammino, magari tutti quegli errori che avete fatto per trovare il Marietto Veneziano e il legale. Sì, perché magari ci sono gente che nascerà, no? E non sa ancora che un giorno userà questi circuiti qui, no? E quando lui nella sua cameretta chiederà aiuto al Padre Eterno, il Padre Eterno in un modo o in un altro porterà nel sito capitano.altavista.org e gli farà scaricare questo. Quindi in questa pillola stiamo parlando anche per quelli che non sono ancora nati. Chi lo sa di quanto resteremo online. Esatto, no? Però fammi finire. Sì. No, perché sta prendendo la palla, perché sta... il cappuccino, il cioccolato mi fa un effetto modello, devo cambiare pusher. Allora, quindi, praticamente per poterlo usare, prima di tutto vi ho sempre detto che prima di iniziare a usare la radionica, cerchio di fuoco, ovetto colorato, e ci si mette dentro alcuni circuiti. Per chi segue il Marietto Veneziano e soprattutto il Degarda sa già come fare. Se non lo sapete, andate nelle 500 pillole di Degarda sul tubo, oppure nelle più 1000 pillole del Marietto Veneziano che sono gratuite, non sarete, come si suol dire, delusi. Quindi come si fa? Prima di tutto si guardano le altre pillole, poi dopo si cerca questo e si attiva tutto, ovetto colorato, cerchio di fuoco, e poi si mette la fotografia, si chiede al pendolino quanto tempo, perché il corpo eterico dopo un mese si satura. Quindi è inutile, se non avete spazio in casa, mettere questo circuito e lasciarlo sopra un armadio per più di un mese. Chiaro che se avete tanto spazio potete lasciarlo a vita naturale durante, sì, magari in solare, ma ci sono delle persone che ci contattano e non hanno questo spazio. Quindi dopo un mese voi lo potete anche togliere, che per un anno e mezzo, a dipendenza del vostro karma, dei social che andate a vedere, perché appunto vi ho spiegato che alcune volte alcuni entrano sbaratamente in alcuni social per problemi di cuore, non fisico, perché sennò, perché uno va mica anche per l'artrite, no? Ma voglio dire, cuore sentimentale, e lo può attivare gratuito e funziona anche se uno non ci crede, giusto?
Esatto. Esatto. Le onde di forma hanno questo pregio. Esatto, che entrano nel campo eterico, non astrale eterico, e quindi lavorano gratuitamente per voi e cercano, come ha detto Hildegard, in quel, come si dice, filippica magistrale, di riequilibrare le vostre mancanze. Però è chiaro, no, che questo non è la panacea di tutto. Poi ci sono anche i sigilli salomonici, che Hildegard è bravissima a fare, costano 120 euro l'uno, che sono chiaramente più performanti e potenti. Bisogna dire anche questo, perché sennò, come mi contattano alcune persone che sta magari male fisicamente e non di cuore, cerca il circuito radioico per risolvere la propria situazione. Ricordiamoci, non facciamo scappare le vacche, puoi andare a cercare di chiudere, come si vuol dire, la stalla, perché sennò diventa in salita il problema, no? Quindi questo circuito, prima di tutto, è potentissimo, è gratuito, e poi Hildegard si è dimenticato di parlare dell'OM. No, lo stavo per dire. Ecco, ho fatto apposta la frecciatina di spiegarlo, pensavo che lo dicessi tra le prime cose, però allora, tutte le costellazioni, come vedete, vengono inviate, ovviamente sono stati usati i simboli che conosciamo dall'astrologia, perché dietro il simbolo c'è uno studio legato, cioè chi ha inventato questi simboli non è che si è svegliato al mattino e ha detto cosa possiamo inventarci per il segno dell'Ariete, capito che c'è qualcosa che è diventato anche un egregore, un qualcosa di importante nel tempo, perché raccoglie tutto quello che si sa di quel segno, di quella costellazione. Esatto. Lo stesso vale per tutti gli altri, dunque c'è un qualcosa di molto forte, che è tutto il significato di quella costellazione condensato in un simbolo. Esatto. Non c'è bisogno di scrivere le qualità, ci trasferirà esattamente le qualità. È chiaro che le costellazioni non hanno solo un aspetto positivo, hanno anche un aspetto negativo, dunque ricordiamocelo. Ma il fatto che siano tutte all'interno, comunque inviate verso l'Om, le riporta alla vibrazione primordiale, dunque spurie da tutte le cose in eccesso o in difetto. Esatto. Cioè viene riequilibrato anche attraverso questo suono straordinario e meraviglioso, che è alla base, alla fondazione di questo mondo. Se non suonasse, se non vibrasse l'Om, il mondo imploderebbe. Esatto. O comunque entrerebbe in entropia. Nel giro di qualche secolo andrebbe a... Come sta andando? Ecco, dunque diciamo che questo è un po' il senso, vale a dire che riceverete l'influsso di tutte le costellazioni di tutti i segni zodiacali, che vanno armonizzati, ovviamente trasferiti sul testimone, che verrà appoggiato qua sopra l'OM. Se avete problemi di spazio, perché prima il Marietto menzionava sopra gli armadi, ed è effettivamente un'ottima idea, perché non ce li avete fra i piedi, non vi occupano le superfici, eccetera, vi proteggono l'armadio dalla polvere, sto scherzando ovviamente, però potete anche appenderlo così sotto il tavolo, gli mettete un pezzettino di scotch dietro la fotografia, lavorerà lo stesso, non importa, dietro una tenda, purché non sia coperto. Esatto, sì. Il senso dei circuiti è che devono poter emanare le onde di forma, o comunque le onde di forma lavorano in eterico, se qualcosa copre non possono emanare niente. Invece se il circuito ha comunque quell'1-2 centimetri di luce, esatto, sì. Non intendo luce solare, perché vorrebbe dire che di notte non lavora, si intende luce proprio eterica. Luce eterica, che non abbia niente a coprire. Quando poi non serve più, allora viene coperto. Esatto. Ma nel momento in cui serve, lui lavora. Poi, come sempre, c'è l'intuizione geniale del Marietto con lo smagnetizzatore, così che non verrà mai questo circuito inquinato da forze diverse da quelle emanate. Una cosa importante che molti mi chiedono è se il nome del Marietto veneziano, no, può inficiare, no? Perché è dentro questa protezione che il Marietto veneziano, se devo dirla tutta, l'idea me l'ha data il mio vecchio quando avevo 5 anni, poi perché il mio vecchio, poi vi faremo una storia del mio vecchietto. Però voglio dire, poi io, come si suol dire, qualche anno fa mi sono svegliato mentre stavo facendo una meditazione in Colò, e mi sono ricordato cosa mi aveva detto il mio vecchio più di 40 anni fa. Quindi, proprio per essere precisi, però mi prendo il merito perché abbiamo lo stesso DNA. Quindi questa è qua. Poi nei prossimi giorni Hildegard, ma anche Marietto Veneziano, vi spiegheranno quelli che abbiamo fatto dopo lunghi studi. Vi voglio dire che questi 9 circuiti che sono stati dati noi, li abbiamo studiati per mesi,
abbiamo deciso se darli o meno gratuiti, Hildegarda di cuore ha detto sì, li diamo, e quindi li abbiamo messi online per tutti, quindi o andate nel sito capitano.intervista o nei migliori social, esatto, o nei migliori social o nel canale di Hildegarda, nel senso nel Facebook, chiaramente ci sono e sono gratuite, e nei prossimi giorni ne faremo una filippica. Quindi questo è quanto. Però noi abbiamo altri 2 circuiti favolosi. Non li spaventare, ci abbiamo messo mezz'ora a raccontare quello. Abbiamo altri circuiti favolosi, il tempo però è tiranno, però visto che oggi è la nostra prima live sperimentale, cioè nel senso che siamo partiti un pochettino alla garibaldina, perché il vostro marietto, vorrei parlare, qui invece ci ho messo il nome, no? Però ricordatevi che tutti i circuiti, questo qui abbiamo ideato Hildegarda, marietto veneziano, il prossimo no, perché l'ha ideato 5-7 anni fa come si può dire, una veggente, no? Che l'ha controllata. Ecco, questo circuito qui, Hildegarda, vuoi spiegarlo te, che praticamente è un circuito che serve a tutti sempre, anche se uno non ci crede. Il concetto è più o meno quello del precedente, nel senso che in entrambi i casi all'interno del cerchio si posiziona il testimone che riceve le forze dei cerchietti esterni, vedete? Ci sono delle frecce che inviano al cerchio interno. Dunque, in questo caso, cosa viene inviato al testimone? Delle qualità. Le qualità associate alla vibrazione del nome, perché è importante anche questo. Dunque, forza, energia, memoria, in questo caso ovviamente intuizione, coscienza, sensibilità, evoluzione e riparazione. Dunque, sono tutte studiate per potenziare non solo la nostra forza interiore interna, la forza vitale, perché infatti all'interno c'è scritto forza vitale interna, e ci permettono appunto di acquisire questo genere di qualità. Attenzione, questo può essere usato per qualsiasi qualità, dunque se per esempio il vostro obiettivo non è rafforzare la memoria o l'evoluzione spirituale o la riparazione, l'autoriparazione del corpo, eccetera, l'intuizione e la coscienza, che sono tutte caratteristiche e doni spirituali, chiaramente potete elaborarlo a vostro piacimento. Il concetto comunque è questo. Per esempio vi manca il coraggio, vi manca l'empatia, vi manca la costanza, vi manca la temperanza, vi manca quello che è, potete sfruttare questo sistema e aggiungere delle qualità. Potete farlo anche aggiungendolo a queste, andando a scrivere altre cose nei cerchietti. Esatto, dunque, perché nel PDF che abbiamo dato, nell'ebook, c'è anche quello vuoto che uno può. Dunque potete sfruttare anche, sempre trovate questi PDF tutti sul sito ilcapitano.altervista.org. Sono gratuiti, gratis. Gratuiti e a disposizione veramente di tutti quelli che vogliono fare qualcosa. Ricordatevi che la radionica è lenta. Sì. Però è efficace. Sì, perché dopo dovete avere pazienza. Dovete capire che la radionica ci mette un mese a saturare il corpo eterico. Da quel mese, no, inizia a lavorare gradatamente e ci mette più o meno un anno e mezzo, sia nel bene che nel meno bene, perché c'è anche la radionica scura, la radionica nera. Qui, non mettere pulci nell'orecchio. Comunque non lo dico, qui lo dico, qui lo nego, no, perché poi si dice in giro che il marietto racconta certe cose. È tutta una finta, sapete che quando il marietto le racconta sono fatte. Comunque, noi parliamo del bene, ci mette un mese a entrare, come si dice, a carburare bene l'eterico, e dopo quel mese lì inizia a lavorare in modo potente, anche se voi non ci credete, ed è gratuito questo caso. I tempi, perché una delle domande principe che riceviamo sono: ma quanto tempo ci mette a fare effetto? Ma dipende da soggetto a soggetto, non ha una costante, non ha un tempo prestabilito per tutti, perché dipende dal tempo di assorbimento di ciascuno, dipende da quello che le onde di forma trovano nell'astrale. Nella casa anche. Nella casa, cioè il karma della persona, dunque può volerci veramente tanto tempo.
Però, certo. e questo vale anche in magia, mettetelo scritto da qualche parte, perché le onde di forma lavorano sul corpo eterico, la magia nell'astrale, e siamo là, alla fine Sì. questo Certo, questo quanto. è sempre su livelli più sottili si va a lavorare, e i tempi in cui lavorano queste dimensioni sono Diversi dai nostri, diversi, perché dal nostro volere, ecco, diciamo. nell'astrale, sul corpo eterico non c'è un tempo, sono piani dove non esiste la dimensione temporale. Dunque, cosa può succedere? Che il tempo di manifestazione dipende appunto da soggetto a soggetto. Le variabili in gioco sono la capacità di assorbimento, ripeto, le energie del luogo, della persona, il karma che ha questa persona, perché magari non permette in quel momento quelle modifiche, e dunque si deve attendere che il karma apra un varco. Apra un varco. Esatto, dunque e questo, scusa, siamo al secondo circuito, perché so che sono tutti in attesa del terzo. Tutti stanno liberando, ma questi qui la smettono di parlare dei primi due. Noi vogliamo l'antifurto. Questo qui è l'antifurto, questo qui è stato studiato da una bravissima veggente di Roma che si chiama Solaria. Solaria col Marietto Veneziano, sto parlando di 7 anni fa, più o meno 7 anni fa, poi l'abbiamo messo in strada 5 anni fa. Quindi per fare questo, insomma, c'è stata almeno una settimana di studio. Sembra un disegnetto, niente del tutto, però questo qui è l'antifurto più gratuito che esiste al mondo. Basta stamparlo, appiccicarlo in qualche parte della parete in casa e funziona. E tiene lontano i malintenzionati. È chiaro che può succedere che poi il malintenzionato arriva e ruba, ma senza di questo ruberebbe il doppio, perché c'è stato dei casi in cui l'avevano attivato e però i ladri sono arrivati dentro e hanno rubato, ma non tutto, perché chiaramente se il karma è quello non c'è santo che tenga, cioè se qualcuno deve fare quella scala. Questo però dà una deterrenza importante a molti. E vi do una curiosità, lo sapete qual è la forza astrale che quando è in disequilibrio, in disarmonia, fa verificare questo genere di episodi? Bilancia. Se avete qualcuno in casa che è una bilancia, perché praticamente esatto. No, se è della bilancia di suo no, ma quando la costellazione è in posizione opposta, dunque o durante anno per anno, quando noi siamo su una e in opposizione abbiamo bilancia, oppure quando la costellazione bilancia è in ultima o in seconda posizione all'interno del quadrato, vale a dire l'elenco delle costellazioni visitate dalla Luna. Allora, quando uno si bilancia viene derubato più o ha in casa qualcuno? Quando uno è dentro bilancia, in realtà ha un anno favorevole, nel senso che è un anno molto armonico con le collaborazioni, le amicizie, le relazioni sentimentali. Spesso quando si è su quella costellazione si trova la persona giusta. Allora una tu grande dici che storia chi corre sulla bilancia praticamente... No, quando la costellazione bilancia invece è opposta a quella in cui si è, e soprattutto se quella in cui si è di un elemento non simpatico con la costellazione bilancia, può portare questo genere di furto in casa. Anche. Occhio alla bilancia. Non solo, perché magari non è necessariamente detto che si attivi. Quindi se incontrate qualcuno sui social, scusa, che segno? Bilancia? No, quindi mettete in azione questo. Questo perché molti, adesso non per fare pubblicità a questi, ma molti lo mettono anche nel negozio. Se magari avete un negozio di mobili antichi, lo mettono addirittura sotto. Noi ce l'abbiamo appeso. Lo so, per questo lo faccio vedere. Per questo, perché la Hildegarda subito al volo, appena l'ha visto, tac. Abbiamo appeso l'ingresso. Ma certo, oppure lo incollate sotto i tavoli, se avete un mobile, cioè adesso non che solo quelli che hanno i negozi mobili antichi, oppure di esoterismo, perché ho degli esoteristi, e pensate, adesso questo vi do uno scoop, perché voglio dire, come si suol dire, è uno scoop che solo quelli che seguono Marietto Veneziano. Anni fa, cioè praticamente 5 anni fa, no? C'era appunto qualche persona del nostro gruppo che era andato a regalarli a certi negozi esoterici, no? E a Genova una persona li ha stampati e li vendeva a 30 euro. 30 euro cada uno stampati bianco su nero.
Chiaramente noi non abbiamo voluto niente perché in quei momenti lì era per le, come si dice, e devo incontrare il Garda, quindi era un motivo in più per fare in modo che le nostre strade si potessero congiungere, no? Però voglio dire, a parte questo scoop che lo sapete solo voi, che state seguendo il biglietto, praticamente questo circuito lo potreste trovare in alcuni negozi esoterici a 30 euro. Quindi voi lo trovate gratuito, è sempre stato fatto dal Maneggio Veneziano e da questo esoterista di Roma. Solaria, che salutiamo, chissà mai ci vede. Esatto, la Solaria che è sempre stata grandissima, ha sempre lavorato gratis per poter dare questi circuiti gratuiti all'umanità. No? Bon, questo era un piccolo scoop per sapere che questo circuito funziona anche se non ci credete. Quindi, Arietto, cosa? 3/4 d'ora di supplizi a questi poveri disgraziati. Allora, prima di tutto, adesso questa era la genesi, diciamo, questo qui è il primo video. Vi avevamo promesso a settembre. Nei migliori social. Così al 28 settembre. Allora, questo qui è d'ora in avanti come sarà il programma. Adesso, in futuro, questo video, no, il nostro video sarà posizionato su 3 canali diversi, cioè il canale Diario di Marietto Veneziano, il canale di Hildegarda sul tubo, in contemporanea mondiale anche sul canale di Marietto Veneziano. Quindi tutti quelli che sono iscritti nel canale YouTube di Hildegarda e nel canale YouTube di Marietto Veneziano e nel diario come si suol dire, di Marietto Veneziano su Facebook lo potranno vedere in diretta. Adesso no, questo qui è il primo cioè non, è l'alfa, no, è l'alfa, sì, si dice l'alfa. Così, un alfino, passare lì un alfino, vieni qui che facciamo un video. E questo qui è il primo. Ma la prossima volta che faremo, vediamo un po' l'audience, se come si dice, il prodotto interessa, quello che noi diciamo interessante, abbiamo un seguito, lo faremo periodicamente. Se invece non abbiamo seguito, lo faremo lo stesso. Però, voglio dirvi. Confidando in qualche anima in qualche anima che ci segue. Diciamo anche qualche cosina. Allora, il progetto era quello di riprendere con l'astrologia antica, con le previsioni del giorno, sì, con i nati del giorno, con la spiegazione di un circuito al giorno. Esatto, che ne abbiamo 9 in cantiere, che ha ideato il Degana e Maria più tutti quelli che già esistono, dunque c'è materiale veramente per i beati. Che noi questo video lo facciamo anche per chi non è ancora nato, perché in futuro dirà, ma che sono quei due lì? E quei due lì, tanti anni là, però il video rimarrà, noi non ci saremo più, ma lasceremo un'eredità all'umanità. Esatto. E poi ci piacerebbe appunto parlare anche di altre cose, ogni tanto qualche chicca sulla magia da fare così fai da te, qualche cosa sulle erbe, sui cristalli, chiameremo in causa anche persone con cui siamo in contatto e collaboriamo. Gestori anche tipo Paola Chiarilli, oppure l'altra nostra amica Laura Cioffini. La Laura Cioffini, che è grandissima, ci ha sempre dato un supporto importante e poi valuteremo anche altre opzioni, interviste, cose carine. Salutiamo Paola Chiarilli e anche Laura Cioffini che ci segue. In modo da passare 3/4 d'ora, un'oretta, tutti i giorni insieme. Esatto, tutti i giorni. Ovviamente questo è un po' il progetto e faremo come delle piccole rubriche. Faremo anche un circuito per la cardiospirina, così si dicono alcuni prima di seguirci ci possono la mettono lì. Un circuito con la croce. Perché domani potremo fare quello della croce, molto importante, della Rosa Croce. No. Ah, è vero, no? La Rosa Croce. Che l'ha ideato lei, cioè lei mi ha dato lo spunto già qualche mese fa, diceva, lo facciamo, vabbè, facciamo. È stato un po' in cantiere, è stato un lavoro di precisione. Eravamo un po' indecisi perché sappiamo che poi dopo la gente lo prende, lo spaccia per l'uso, sono quelle cosine lì, no? Vabbè. E allora il Degara ha detto, dai, facciamolo, regaliamolo all'umanità, no? Perché quelli che nasceranno un giorno si ricorderanno di Marietto Veneziano e di quell'altra figura un pochettino il Degara. Però l'idea è stata sua, lo devo ammettere. Allora, salutiamo. Ma sì, va. Scrivete sotto nei commenti nel diario del Marietto Veneziano se vi è piaciuto, perché qui per il momento non vediamo ancora dei commenti perché dovresti scrivere. Dovremmo guardare dalla diretta, ma evitiamo di metterlo perché poi parte quell'eco. Comunque, ripetiamo, domani, no? Saremo molto probabilmente su 3 canali, quello di Hildegarda, Marietto Veneziano e sul tubo, e il diario del Marietto Veneziano. Se volete fare anche delle domande domani in diretta, ben venga, sono gratuite le risposte. Poi stasera abbiamo qualcosa di veramente importante. Stasera è lunedì, alle 21:30 cosa succede nel mondo YouTube?
e c'è la diretta sul mio canale YouTube. Sibille gratuite. Questo canale qui alla mattina non sarà mai di Sibille, qui lo dico, qui lo nego, perché non sa me. L'ho sparata un po' grossa, però in futuro ci sarà anche una live gratuita del Marietta Veneziano, non si sa ancora, è in gestazione un po' il progetto, vediamo un po' vi faremo sapere, come si dice ai colloqui, le faremo sapere. Non posso negarlo e non posso fermarlo, come dicono gli americani, giusto? Giusto. Bene, cari amici, io penso di avervi ammorbato abbastanza, no? Basta. Lei infatti non ce la fa. Non tiene più, non regge più. C'è il gobbo dietro, taglia, c'è il suo figlio dei gay, taglia. Ma non è vero. No, non è vero, sto scherzando. Va bene, buon proseguimento di giornata a tutti. Anche per quelli che nasceranno e questo video lo vedranno fra 20 o 30 anni, salutiamo. Ciao, Freddo. Penso che a questo punto arrivati anche il tavolo e le sedie l'abbiano capito. È una battuta un po' riciclata, è un riciclato sicuro. Vi salvo io. Chiudi che chiamano le forze dell'ordine. Ciao a tutti.